in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apertura di rigore per la nascita di una nuova realtà nel mondo del credito isolano. Nasce dal matrimonio di intenti tra Confidi Sardegna, il consorzio di garanzia fidi della Confindustria regionale, Banca di Credito Cooperativo di Arborea e Unifidi Sardegna, il consorzio di garanzia del terzo settore. Avrà filiali a Cagliari, Sassari, Nuoro e nell'Oristanese, dove avrà sede legale e presidenza nell'attuale sede della storica Banca Cooperativa di Arborea. La creazione di Banca di Credito Cooperativo dell'isola di Sardegna, una nuova realtà nell'economia di una regione che paga da sempre un difficile rapporto tra impresa e mondo creditizio, è un evento storico a cui non è voluta mancare la presidente Alessandra Todde, ospite d'onore stamane nel giorno della presentazione ufficiale. Il percorso costitutivo è stato definito tra venerdì e sabato ad Arborea e Sassari, sede di Unifidi Sardegna. Una gestazione, quella di Banca di Credito Cooperativo dell'isola di Sardegna, iniziata addirittura 6 anni fa. Ad oggi abbiamo una licenza bancaria che ci permette quindi di non così raccontare una cosa futuribile, ma stiamo parlando di una cosa assolutamente certa, ovvero apertura, come hai detto correttamente tu, la sede legale resterà ad Arborea, ma dopodiché a quel punto apriremo le filiali a Cagliari, a Sassari, ad Olbia e a Nuoro. Nel momento in cui poi si raggiungeranno i numeri previsti anche dalla normativa, apriremo anche Nogliastra. Quindi diciamo diventerà la vera banca del territorio, però anche qua mi prendo spunto da una tua considerazione, ovvero è una delle cose che mi fa veramente, uno degli elementi che mi fa più piacere è che spesso e volentieri noi sardi per primi diciamo o sosteniamo che non siamo capaci di fare aggregazioni, di non fare fusioni fra di noi o ragionamenti comunque importanti. Io devo dire che in questo contesto, oltre diciamo così, anche la soddisfazione di aver messo in piedi, di aver realizzato un progetto che inizialmente sembrava veramente folle, ma la cosa che più mi fa veramente piacere e devo dire fa onore a tutti è che nel momento in cui ci siamo messi a ragionare a tre, che poi è diventato un tre abbondante, ovvero Confidi Sardegna, Unifidi Sardegna e Banca di Arborea, ma il tutto coordinato dalla capogruppo ICREA, noi la ragion d'essere l'abbiamo individuata ed è fra sardi e da sardi, non è una cosa di secondaria importanza. Siamo al cappello della nostra chiacchierata. Perché sarete competitivi sul mercato? Per la caratteristica diciamo, proprio strutturale delle banche di credito cooperative. Le banche di credito cooperative non ripartiscono gli utili e i dividendi agli azionisti, rimangono in casa. Non abbiamo ovviamente l'ambizione di fare miliardi di utili, abbiamo intenzione e anche il piano industriale che abbiamo strutturato è un piano industriale estremamente ambizioso, ma comunque, ripeto, questo ci consentirà in ogni caso di praticare delle condizioni ai nostri associati sicuramente più vantaggiose rispetto a quelle delle banche tradizionali.
E queste nuove dimensioni ci permetteranno di aprire delle piazze importanti. Un dato di riferimento che abbiamo preso durante la proiezione del piano industriale è che noi passeremo da un 10% di popolazione servita oggi dalla banca di credito cooperativo di Arborea a circa un 52% della popolazione sarda. E questo ci permetterà sicuramente di ottenere delle economie di scala e delle economie di scopo oggi molto importanti, vedendo tutto il risico bancario a livello italiano e non solo. Qual è la specialità del credito cooperativo? Spieghiamolo al telespettatore. È una cooperativa e come tutte le cooperative deve generare dei profitti che deve ribaltare, mi consenta questo termine, all'interno della comunità dove opera. Noi come statuto abbiamo l'articolo 2 che è stupendo, ci impone di perseguire il miglioramento delle condizioni culturali, sociali ed economiche dei territori nei quali operiamo, dei nostri clienti, ma anche della popolazione di riferimento nelle nostre filiali. Teniamo presente che nel 2025 il mondo del credito cooperativo, che è composto dal grosso gruppo ICREA, alla quale apparteniamo noi, da Cassa Centrale, hanno distribuito come mutualità e beneficenza circa 180 milioni di euro, cioè il 6,6% degli utili. E quando le banche commerciali per motivi di struttura loro hanno dedicato solo il 0,6%. E la cooperativa, noi la chiamiamo credito di cooperativa, ma il sistema delle cooperative poi ha il fatto che a prescindere dalle quote che si possiedono, dalle azioni che si possiedono, una testa vale un voto. Io dico sempre che questo privilegio c'è solo nella cabina elettorale. E le conclusioni di questo speciale dedicato alla nuova Banca della Sardegna lo lasciamo alla Presidente di Unifidi Sardegna. Perché questo passo, Presidente? È uno passo molto importante perché sono create le opportunità innanzitutto, perché si crea questo passo. È una sinergia che si è creata tra i tre soggetti diversi, quindi due confidi in una banca. È un'operazione di carattere straordinario, cioè, la più importante che sia mai successa in Italia, anche in Europa probabilmente. Unire due confidi e una banca, tutte e tre a matrice cooperativistica, è stata un'iniziativa molto, molto strategica. Bisogna ringraziare ICREA che ha creduto molto a questa operazione e quindi ben volentieri noi abbiamo aderito a questa iniziativa, che è un'iniziativa che ha coraggio e generosità. Coraggio perché è un'impresa e tutte le imprese all'inizio sono sempre molto complesse e anche difficili. Sulla base delle osservazioni del Presidente Carlini, questa grande novità è un passaggio speciale per il mondo dell'impresa. Come abbiamo visto anche dall'ultimo report di CNA, ci sono grandi difficoltà per le imprese in Sardegna per quel che riguarda il credito. No, l'iniziativa è assolutamente interessante, in primis per il tessuto imprenditoriale sardo. Portiamo il modello delle BCC, quindi ascolto, contatto diretto, velocità nelle risposte, non soltanto su Arborea e su Cagliari dove c'è la Banca di Cagliari già presente, ma su tutto il territorio regionale. Riusciremo a lavorare in tutto, su Cagliari, su Sassari, su Olbia, su Nuoro, e quindi questo ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro progetto. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi-A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi-A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nuova Toyota Aygo Cross Hybrid da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Settimo San Pietro la Sardegna sportiva si è confermata in grado di rispondere con il suo cuore più autentico, accogliendo atleti e amici provenienti da ogni parte d'Italia con quel senso di ospitalità che da sempre la contraddistingue. Parliamo del terzo trofeo Marco Danese, una manifestazione che sta onorando nel migliore dei modi il tiro a volo nazionale. L'edizione 2026 è stata vinta dall'atleta delle Fiamme Azzurre Riccardo Mirabile, autore di una prova di assoluto valore nazionale con 144 centri. Alle sue spalle, a due soli piattelli, Giovanni Peliello, un atleta che continua a rappresentare un esempio per intere generazioni di tiratori. Ed al terzo posto Mattia Sardi. La vera vittoria è stato vedere riuniti in Sardegna campioni olimpici e atleti della nazionale, giovani promesse, veterani e appassionati provenienti da tutta Italia, condividendo la stessa passione indipendentemente dal risultato. Questo è il messaggio che la TAV Settimo Cagliari da 3 anni vuole trasmettere attraverso il trofeo Marco Danese, uno sport fatto di disciplina, educazione, sacrificio e amicizia. Uno sport che insegna ai giovani a credere nei propri sogni, a rialzarsi dopo un errore e a rispettare l'avversario prima ancora di cercare la vittoria. In questi giorni la società campidanese non ha semplicemente organizzato una gara, ma ha costruito relazioni unendo persone, confermando che il tiravolo può essere una straordinaria scuola di vita.
ci sono degli sport che vanno di più, mettiamola così, e altri che vanno meno. Quindi la valorizzazione non è solo quando c'è l'Olimpiade o il Mondiale e tutti si appassionano allo sport, poi dopo si affievolisce. Dal suo osservatorio, com'è la situazione del tiro a volo in Italia? Il tiro a volo in Italia gode sempre di buona salute. Abbiamo tiratori fortissimi che non a caso gareggiano a livelli al palcoscenico internazionale, sono sempre agli altissimi livelli. Non a caso ieri Erminio Frasca ha vinto la sua ennesima gara di Coppa del Mondo allonato. Qui tra noi c'è Giovanni Pelliello, Massimo Fabrizi, Mauro De Filippis. Ci sono tiratori fortissimi che a mano verranno magari affiancati da tiratori molto più giovani. Il settore giovanile è un settore in buona salute, fortunatamente. Abbiamo la possibilità di lavorare con giovani ragazzi e ragazze di buon livello, alcuni anche altissimo livello, e questa è una cosa che è fondamentale per il nostro futuro. Il preparatore atletico della squadra nazionale francese di Fossa Olimpica, sono stato anche il preparatore atletico della squadra italiana di tiro a volo per 38 anni, dal 1987 al 2024, e quindi ho una bella esperienza in questo campo. A livello di preparazione atletica il tiro a volo è molto importante, perché il fatto di avere una condizione fisica ottimale ti permette di superare tutte quelle difficoltà che avvengono durante una serie di allenamento o di gara. Quindi ogni atleta ha un suo programma di allenamento che, diciamo, inizia dal mese di ottobre e finisce al termine della stagione agonistica. Questo vuol dire che praticamente si allena a livello atletico tutto l'anno, non ci deve essere un momento in cui smette di allenarsi. Si inizia da ottobre fino a febbraio con una buona preparazione atletica, diciamo in termini di percentuali: 80% la preparazione atletica, 20% tiro. Quando inizia il periodo agonistico si ribalta tutto: 80% tiro, 20% di preparazione atletica. Quindi si fanno dei lavori di mantenimento, di sviluppo delle capacità motorie che sono state sviluppate nei mesi invernali. Quindi è fondamentale che il tiratore abbia una buona condizione fisica, anche se molte volte si pensa il contrario. Quanto è fondamentale avere incontri come questi, che sono dei veri e propri momenti di aggregazione fra atleti regionali, nazionali, ma soprattutto campioni? È fondamentale per tanti motivi. Sicuramente il principale è quello che dicevi tu, cioè l'aggregazione, l'unione, la condivisione di questi momenti molto particolari come il Memorial Marco Danese, peraltro con uno scambio di forze, perché tutti questi tiratori sono venuti da me circa 15 giorni fa per disputare il Memorial di mamma e papà mio. Quindi sono momenti incredibili che danno una grande gioia interiore, soprattutto per chi li vive e per chi li condivide. Ecco, iniziative come queste portano anche in evidenza uno sport, il calcio, il basket, o comunque quando ci sono le Olimpiadi, no? C'è un appassionarsi a sport anche come questi che poi dopo passa, mentre invece questo tipo di iniziative permette di tenere anche alta l'attenzione sul circuito. Indubbiamente nella nostra disciplina sportiva la varietà dei partecipanti in termini di età di partecipazione la dice già lunga sul fatto che è uno sport che possa essere praticato a qualunque età, da 12 anni fino ai diciamo veterani supermaster, ed è molto importante considerare il fatto che tutti gli sport considerati minori come il nostro in realtà non sono minori per nulla, perché poi alle Olimpiadi regaliamo sempre tante medaglie e diciamo che abbiamo il nostro piccolo momento di gloria in quei momenti. Io peraltro devo dire che questo sport invece mi ha consentito, oltre alla partecipazione olimpica, mi ha consentito di vivere dei momenti aggregativi meravigliosi come questo, e il nostro sport vive di questo, di aggregazione, di volontariato, di grande partecipazione di persone appassionate alla nostra disciplina.
Nel nostro percorso del trofeo danese terza edizione troviamo un'altra medaglia olimpica da Roma, TAV Roma. Quanto è fondamentale questo tipo di incontri, di condivisione anche per le esperienze italiane diverse? Ma guarda, io sono venuto qui veramente perché doveva essere una festa del tiro ed è una festa del tiro. Sono veramente felicissimo di farvi parte, perché al di là della competizione sportiva è proprio un modo di abnegazione fra tiratori diciamo isolani, no? E poi tutto il resto d'Italia, e questo è risultato secondo me straordinario. È una festa da ieri a pranzo a ieri sera a cena, è stata durante l'intervallo della gara, insomma è stata una grande festa, quello che doveva essere, ed è riuscita benissimo. Che comunque sia, sono delle gare che fanno sì che delle persone possono far gruppo. A noi fa molto piacere partecipare a questi memorial, perché poi alla fine stiamo in mezzo alle persone, è una festa comunque sia. Ecco, è la possibilità di potersi confrontare, perché il cappello deve essere comunque l'Italia. Sì, certo, è bello confrontarsi con tutte queste persone, anche persone che lo fanno più amatorialmente di noi, quindi è sempre una bella esperienza. Quali sono i tuoi risultati, le tue performance? Io ho vinto qualche mondiale, europei, ho vinto una medaglia olimpica a Londra, è abbastanza, è un po' lungo il palmares. Un obiettivo del presidente danese del TAV Settima è quello di far passare anche la disciplina di questo sport, il valore, la passione e soprattutto la sicurezza. Guarda, è un presidente dove si sta impegnando molto, e questa è una cosa molto importante nel nostro mondo. Ci vorrebbero molte più persone come lui. Sono molto felice di questa cosa, perché nel nostro mondo è veramente importante. Beh sì, sicuramente qualsiasi evento sportivo in ricordo di qualcuno e comunque dà continuità a quella che è la nostra pratica, quello che ha il senso di appartenenza, di unione. Poi soprattutto questo tipo di eventi con formula olimpica, 125 piattelli, sono comunque un test importante di preparazione, ed è comunque sempre un modo di stare in mezzo alla nostra gente, in mezzo a chi compone il nostro mondo, quindi è un momento veramente importante. Per i nostri telespettatori sardi, ci ricorda il suo palmarès? Beh, diciamo l'anno scorso sono stato il vincitore del ranking mondiale, sono un tiratore internazionale, ho partecipato a 2 Olimpiadi e quindi sono molto contento di essere stato qui oggi, perché domenica ripartiamo per una gara internazionale per la Coppa del Mondo in Cina, quindi abbiamo fatto un allenamento giusto in mezzo a degli amici, in mezzo alla famiglia, ecco. Per noi atleti hanno un'importanza abbastanza rilevante, perché ci aiutano a tenere la concentrazione, perché ci mettiamo in competizione con persone normodotate per la maggior parte dei casi, e quindi cerchiamo di starli dietro. È una cosa abbastanza complicata per noi paraplegici, per noi con una lesione spinale, però diciamo che ci stimolano abbastanza. Ma tu sei reduce da alcune competizioni, oggi sei qui, da quanti anni pratichi questo sport? Io pratico questo sport da 6 anni circa. Poi ovviamente ho cominciato con il Covid, che è stato un periodo abbastanza importante per tutti, quindi è stato faticoso sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico, perché comunque la preparazione non è stata costante, visto le restrizioni che abbiamo avuto negli anni. Se dovessi consigliare questo sport ai più giovani, ce ne sono tanti qui anche oggi, perché lo consiglieresti? Lo consiglierei principalmente per un discorso caratteriale, perché ti forgia, ti aiuta tanto comunque a tenere la concentrazione, cosa che per me è un pochino complicata ancora, vista la poca esperienza, però ti educa e ti rafforza anche dal punto di vista umano. Ecco, il direttore di tiro come svolge il suo lavoro? Coordina i tiratori che sono in pedana? Allora, il compito del direttore di tiro è un compito da giudice, quindi in pedana controlla che lo svolgimento della batteria, quindi abbiamo 5 appostazioni
il tiratore davanti a sé, alla buca da cui partono i piattelli, ha un segnale in terra che noi chiamiamo testimone, nella quale lui si imposta in modo da poter al momento che è pronto dare l'ok, il pull, quindi chiamare il piattello per poi andare sul bersaglio e romperlo. Logicamente il tiratore non sa che piattello al momento uscirà, quindi lui è fermo lì, darà il pull, l'ok, e in quel momento partirà un piattello che potrebbe essere un sinistro, un centrale o un destro, con varie altezze e varie angolazioni. Ecco, oltre alla direzione, lei ci diceva è anche un tiratore. Quali sono i suoi ultimi impegni? Vabbè, quest'anno c'è stato il campionato invernale in cui sono riuscito a tirare fuori la medaglia d'argento, poi si è svolto il campionato italiano per noi paratrap, perché la nostra sezione viene chiamata paratrap, quindi sono stato al campionato italiano in cui ho fatto il quarto posto. Niente, poi dopo di quello c'è stato qua in Sardegna la finale del campionato estivo in cui sono riuscito a fare la medaglia d'oro per quanto riguarda la nostra categoria. Questo evento è cresciuto dalla prima edizione proprio per portare anche la voglia di avvicinare i giovani a questo sport. Sì, questa è la terza edizione ed è l'edizione da quando hanno iniziato la più spettacolare che ha organizzato, e ci sono anche dei giovani che sono anche fuori Sardegna che sono veramente molto promettenti. Questo sport è disciplina, passione, ma è anche uno sport sicuro, l'hanno detto anche gli altri protagonisti delle interviste, ed è fondamentale per la Sardegna anche da un punto di vista di turismo e di atleti. Sì, è uno sport sicuro, è uno sport dove non ci sono contatti fisici, non ci sono rotture, non ci sono incidenti, e comunque attrae le persone, perché su 50 persone 10 si avvicinano a questo sport e poi continuano. La gara è passata a livello nazionale, quindi con montepremi da 30.000. Il montepremi è importante, ma lo spirito che comunque ci accomuna oggi qui in questa, diciamo, kermesse, che ti porta ad avere un risultato incredibile, come ad esempio la presenza di tanti tiratori nazionali, fra questi i primi 3 del ranking mondiale. Quindi troviamo il plurimedagliato Giovanni Peliello, 4 medaglie olimpiche e campione diciamo mondiale nel 2025, Mauro De Filippis e Massimo Fabrizi. Però sono anche tanti altri i tiratori che hanno deciso di cimentarsi in terra sarda, terra di valori, terra di cultura e terra di sport. Questo ci fa capire che la Sardegna è pronta a questi eventi internazionali. Altro dato positivo è la presenza, chiaramente questi atleti rappresentano anche i corpi di Stato, quindi abbiamo le Fiamme Azzurre, abbiamo rappresentanti delle Fiamme Oro, rappresentanti dei Carabinieri. Siamo contenti di essere qui per onorare il presidente danese, la famiglia danese, partecipare al memorial in ricordo del padre, persona molto importante e stimata in tutta la Sardegna e anche in Italia. Contenti di essere ritornati dopo tanti anni in Sardegna per una gara di livello nazionale, come diceva l'amico Tigelio, è un onore anche partecipare qui per i miei ragazzi e affrontarsi in pedana con campioni come Giorgio Pelliello, Massimo Fabrizi, Mauro De Filippis, Francesco Daniello, e contiamo su questo campo in questi giorni ben 6 medaglie olimpiche con la presenza di questi campioni. Che dire, un evento bellissimo, impianto stupendo, sicuramente ritorneremo per affrontare delle preparazioni specifiche con i nostri ragazzi. Il messaggio è che uno sport come questo, una struttura come questa possono essere un biglietto da visita per l'isola. È un grande biglietto da visita, è uno sport che continua a essere fra i più sicuri al mondo, ed è molto importante far capire che è anche una bella scuola di vita, di disciplina per tutto il settore giovanile
e per tutti quei ragazzi che comunque sia vogliono affrontare questa disciplina con passione e senso di appartenenza. La Sardegna, come ti ho detto, è pronta e siamo pronti noi a accogliere sia i tiratori sardi che i tiratori nazionali e internazionali. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you.
La scorsa settimana il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha inaugurato e riattivato 2 reti irrigue con il concreto riavvio degli impianti in località Cea, in territorio di Ballao, e Geneti d'Usu, nell'agro di Villasaldo. Presenti alla cerimonia l'assessore all'agricoltura Francesco Agus ed il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Il segnale è che il Consiglio regionale è presente nel GREI e in tutte le occasioni in cui un investimento vede finalmente la realizzazione. Qui ci troviamo di fronte a un investimento importante perché parliamo di acqua, parliamo di un bene primario ed è un bene, quello dell'acqua, che permette, soprattutto nei territori delle zone interne, di garantire una resilienza di lavoro, di comunità, perché attraverso l'acqua può portare avanti il lavoro che fanno soprattutto nel mondo agricolo e agropastorale. Quindi una bellissima giornata, finalmente vediamo la realizzazione di un'opera, finalmente vediamo l'irrigazione e la presenza dell'acqua nelle campagne. Credo che questo quindi deve essere un buon esempio, inoltre, in cui la sinergia fra le istituzioni e soprattutto il Consorzio di Bonifica, che ci permette di realizzare in tempi più brevi opere importanti come questa, possa essere un esempio e continuare questa sinergia in altri territori e in altre occasioni in cui la professionalità e la competenza del Consorzio di Bonifica permette la realizzazione di opere nei tempi più brevi possibili. L'intervento più importante che stiamo valutando proprio in questi giorni all'interno della variazione di bilancio è la possibilità di arrivare una volta per tutte alla riqualificazione delle reti idriche. Abbiamo consorzi di bonifica che purtroppo ancora hanno reti idriche obsolete in cui la stragrande maggioranza dell'acqua viene persa nelle perdite. Quindi il rifacimento delle reti idriche è un obiettivo importante che cercheremo di portare avanti in questa legislatura. Serve un piano strategico dell'acqua. Il tema della risorsa idrica, dell'approvvigionamento dei territori alla risorsa e anche del contenimento di ogni tipo di spreco è la sfida che la Sardegna si troverà a dover affrontare nei prossimi anni. Da questo, quindi dall'efficientamento delle reti idriche, dipende la sopravvivenza dei territori e il fatto che quei territori rimangano popolati. Ci sono almeno 100 comuni in Sardegna che nei prossimi 10-15 anni rischiano di sparire dalle carte geografiche. La loro permanenza è strettamente legata al fatto che si possano attivare, che possano rimanere nel territorio le aziende agricole, che ci possa essere un indotto connesso al settore primario, e questo non è possibile senza l'accesso alla risorsa idrica. Oggi le nostre reti scontano il fatto di essere arrivati in alcuni casi oltre i tempi medi di servizio. Abbiamo perdite stimate attorno al 40%, per cui ogni metro cubo d'acqua, quasi mezzo metro cubo, viene perso nelle condotte. Non possiamo permettercelo e su questi temi sarà impegnato tanto l'attività della Giunta regionale quanto quella del Consiglio con i prossimi stanziamenti. Quindi stiamo parlando di priorità della Regione riguardo all'ammodernamento delle reti irrigue e risparmio idrico a livello regionale. L'acqua è una priorità dell'essere umano dalla notte dei tempi e oggi le cose non sono cambiate. Il cambiamento climatico ci ha ricordato quanto questo tema sia centrale e oggi la politica, a prescindere dalle appartenenze, deve essere conseguente. Faccio questa specifica perché non possiamo iniziare un piano di riorganizzazione dell'accesso alla risorsa idrica iniziandolo ora e magari bloccandoci tra 2 anni al cambio di giunta regionale o alle prossime elezioni. Serve un piano che duri negli anni e che veda unita la classe dirigente sarda. Ospite d'onore il direttore generale dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, Massimo Gargano, con il presidente regionale di Ambi Sardegna, Gavino Zirattu. Lo scenario del pianeta, se vogliamo rendere la cosa più circoscritta, dobbiamo pensare all'Europa, agli incendi che in questo momento stanno devastando le isole, pensiamo alla Sicilia, pensiamo all'Andalusia, in Spagna, in Portogallo, indubbiamente contribuiscono ad aumentare nell'opinione pubblica una sensibilità. Manca l'acqua, si stanno innalzando le temperature in maniera innaturale, questo determina grandi masse di energia, grandi quantità di energia che si riversano nell'atmosfera e che poi ritornano in maniera fortissima sui territori.
e non dicendoci neanche quando, quindi è un continuo alternarsi di periodi di grande calore, di grande siccità e periodi di alluvioni, a grandinate fortissime. Insomma, abbiamo assistito a concerti che vengono annullati per una grandinata, devastazione, no, nell'areale padano per grandinate enormi. Come si può reagire? No, a questo si possono agire con le grandi tematiche che sono le politiche di mitigazione, e queste le assumono, no, i governi centrali, ma poi sui territori bisogna rispondere con politiche di mitigazione di questo rischio. E quello che oggi noi stiamo assistendo qui, questa infrastruttura del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ma pochi giorni fa lo avevamo fatto con il Consorzio della Nurra ad Alghero e ad Ozieri, con un'altra infrastruttura idrica, altro non sono che la grande capacità di questo sistema consortile, dei suoi ingegneri, del suo modello di governance, a cui hanno partecipato dal basso direttamente dagli imprenditori agricoli, e in questa modernissima simbiosi il tema delle infrastrutture, il tema della innovazione nella raccolta, captazione e distribuzione dell'acqua, e quindi anche nella educazione, sono veramente una risposta che il territorio nella sua complessità riceve dal nostro sistema della bonifica. In sintesi, insomma, i meccanismi di compensazione dei territori periferici sono fondamentali. Ma assolutamente sì, quando si faccia dell'allevamento, si faccia della frutticoltura, è indubbio che la disponibilità della risorsa è l'elemento centrale per fare economia, per fare occupazione e bellezza dei territori. E questo vale due volte poi se lo andiamo a ragionare nelle aree interne come questa, dove si combatte lo spopolamento e si riportano i servizi nella misura in cui ci sono delle attività economiche. Le attività economiche ci sono se c'è a disposizione acqua per il bestiame, per i vigneti, per gli oliveti, per gli ortaggi, e quindi per il cibo di quel Made in Italy agroalimentare italiano e sardo che costituiscono un'eccellenza di questo paese. Quanto sono importanti strategicamente queste opere e quanto ci vuole ancora? Qual è il tempo necessario per far partire delle infrastrutture che aiutino queste opere? Allora, bisogna dividere le cose in due aspetti. Il primo è l'emergenza e l'altro è la programmazione, perché sono opere che comunque sia per quanto riguarda la programmazione hanno necessità di tempi di realizzazione. Nonostante tutto e nonostante l'impegno dei consorzi, e lo dimostrano le ultime risorse che abbiamo speso con il PNRR, che abbiamo speso il 100% delle risorse che ci sono state attribuite, però c'è un aspetto importante che è fondamentale, che sono le procedure. Prima di mettere in cantiere l'opera passa più tempo di realizzare l'opera. Questo è purtroppo quello che avviene, quindi stiamo chiedendo con insistenza che vengano snellite le procedure per poter andare in gara e realizzare le opere. L'altro aspetto è quello delle urgenze. Allora, le urgenze in Sardegna e la programmazione vengono fatte da tre cose fondamentali. Il primo, da un'analisi dei territori cosa serve. Il secondo, completare le interconnessioni laddove ancora non sono state fatte. Il terzo, un piano straordinario che stiamo chiedendo come AMBI per intervenire sulle condotte. Abbiamo 12.000 km di condotte in Sardegna per l'irrigazione e sono fatte tutte decenni e decenni fa, e quindi ormai stanno diventando bussolette che purtroppo hanno una perdita importante. Con quella perdita si risparmierebbero milioni e milioni di metri cubi d'acqua. Allora quello che chiediamo è un piano straordinario per poter intervenire anche in questo. L'altra cosa poi è di recuperare altre acque d'inverno per averle d'estate. La Sardegna, se non avesse fatto le dighe, se non avesse fatto queste infrastrutture, non ci sarebbe stata Sardegna, perché non avremmo avuto acqua. Questa è la realtà delle cose. Quindi bisogna proseguire per realizzare le infrastrutture che servono e soprattutto guardare alla sostenibilità delle infrastrutture sotto l'aspetto ambientale, sociale ed economico, soprattutto per l'irrigazione e per l'idropotabile. 55% di perdita annuale. Sono dati un po' opinabili, però in qualche caso abbiamo situazioni di quel tipo che noi stiamo cercando di sollecitare con finanziamenti per intervenire al rifacimento delle reti. In questo momento la Regione ha messo a disposizione 150 milioni di euro dei fondi di sviluppo e coesione per mettere mano alle infrastrutture, cosa che noi abbiamo in programmazione, che stiamo facendo e che siamo già in gara in alcuni casi, che spenderemo in tempi brevissimi, perché
entro dicembre già dobbiamo spendere la metà di quelle somme e la rimanente parte la spenderemo l'anno successivo. Siccome sono opere che devono essere, come dire, realizzate salvaguardando anche l'irrigazione, perché sono tutte opere che riguardano anche l'irrigazione, quindi d'estate dobbiamo fare in modo che si irrighi e d'inverno dobbiamo realizzare queste opere, quindi i tempi a disposizione sono pochissimi, però li stiamo utilizzando al meglio e fino adesso noi abbiamo realizzato le opere in base ai finanziamenti che ci sono stati dati. Acqua e reflue? Le acque reflue sono un altro degli aspetti che noi abbiamo sempre valutato e suggerito di utilizzare con massima attenzione, perché anche sulle acque reflue bisogna fare un discorso, perché è un discorso anche un po' delicato. Le acque vanno depurate, affinate al terzo stadio, sono acque che si raccolgono sempre a valle, quindi hanno costi di sollevamento e poi comunque sia vanno gestite in un certo modo. Noi già abbiamo delle esperienze importanti perché in Nurra abbiamo realizzato gli impianti per utilizzare i reflui di Sassari e i reflui di Alghero. Abbiamo realizzato per i reflui di Sassari le opere nel 2012, le abbiamo collaudate e sono state messe in funzione, cioè abbiamo iniziato ad utilizzarle un anno fa. Questo ci sta comportando dei grossissimi problemi nella programmazione dell'irrigazione della Nurra. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Nuovo Toyota RAV4 Full Hybrid. Più di quanto immagini. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Come abbiamo visto, le infrastrutture ricondizionate e aggiornate sono state realizzate nei primi anni 2000, ma sono rimaste a lungo inutilizzate. Permettono oggi l'irrigazione di oltre 160 ettari di terreno agricolo,
L'opera si inserisce in un piano strategico più ampio per sostenere le zone interne, contrastare lo spopolamento e fornire risposte concrete contro la siccità. Sicuramente è un qualcosa che stavamo aspettando da 30 anni, di conseguenza è un qualcosa che loro si impegneranno a avere economie anche dall'irrigazione dell'acqua. Questa è la base di tutto questo percorso. In attesa oggi vediamo un attimino un futuro diverso, anche pensando allo spopolamento, pensando a tante situazioni degli svantaggi che abbiamo come zona interna. Quindi ovviamente è una novità in assoluta che non può essere una fine, ma bensì l'inizio di un percorso completamente nuovo. Tutto è partito dallo studio della Regione sul piano delle acque, pubblicato e presentato al pubblico nel 1986. In quello studio, che doveva risolvere i problemi dell'attingimento idrico per la Sardegna per i successivi 50 anni, era prevista la realizzazione di altre 3 dighe fra Fulmendosi e affluenti per irrigare decine di nuove migliaia di ettari di terreno nuovo in Sardegna. Beh, in quello studio non era prevista l'irrigazione di nessun terreno lungo il Fulmendosa. Praticamente il fiume esisteva soltanto per prelevare la risorsa. Quindi una programmazione che continuava a rapinare le risorse dell'interno per spopolare l'interno e portare le risorse dove mancavano lungo le coste e creare lì le premesse per lo sviluppo. Cioè una programmazione completamente sbagliata. Da lì iniziò la battaglia per avere l'acqua anche noi. Poi da consigliere provinciale ebbi la fortuna nel 96 di avere dei finanziamenti extra che in parte riuscimmo a destinare all'irrigazione della piana di Ballao. L'impianto venne realizzato già nel 2002, ora dopo 24 anni siamo riusciti a metterla in funzione. Lì ci sarebbe una riflessione generale da fare, ma ho invitato anche stamattina anche il presidente Comandini, gli assessori, eccetera. Cioè una regione in ritardo di sviluppo, popolazioni dell'interno che si stanno spopolando, non possono attendere 40-30 anni per la realizzazione di un'opera e per la messa in funzione. Chiaramente ci sono responsabilità collettive, quindi noi oggi, stamattina io ho fatto appello anche agli allevatori, cioè anche loro devono pressare perché l'amministratore pubblico, che sia sindaco, che sia consigliere regionale o assessore, sentano la necessità di intervenire per risolvere i problemi, soprattutto quando i problemi vengono individuati e le soluzioni individuate ugualmente. Noi oggi stiamo facendo una cosa eccezionale perché stiamo inaugurando 2 compendi a Ballao e a Villa Salto, quindi zone interne. Recentemente è stato messo in funzione un altro settore irriguo a Villa Puzzo San Vito, quindi da questo punto di vista va bene. Ciò che a me preoccupa tantissimo è intanto la necessità di modificare le opere che ci sono alla Mulargia, che consentono attualmente il prelievo idrico soltanto quando la diga è piena. Cioè noi oggi abbiamo l'acqua e possiamo irrigare perché grazie alle piogge di gennaio e febbraio di quest'anno abbiamo riempito tutti i bacini. Ma basta un anno di siccità, l'anno venturo se non pioverà, il bocchettone da cui noi attingiamo non potrà attingere e l'anno venturo non potremo irrigare. Quindi questi sono degli altri problemi che vanno risolti immediatamente. Cioè li abbiamo già avvisati sia la Regione sia il Consiglio di Bonifica, ENAS, attiviamoci tutti per fare in modo che quest'opera di presa venga realizzata al più presto. E poi c'è una preoccupazione generale. Guardate, soltanto nei bacini del Fulmendosa quest'anno, dopo le piogge di gennaio, noi avevamo immagazzinato 430 milioni di metri cubi d'acqua, Bamogeris, Nuragia Rubio e Mulargia, i 3 bacini principali. 430 milioni di metri cubi d'acqua è il fabbisogno intero della Sardegna per un anno. Quindi solo questo, considerando tutti gli altri dighe, noi siamo arrivati quasi a 1 miliardo e 800 milioni di metri cubi d'acqua. In teoria quest'acqua dovrebbe essere sufficiente per quanti anni? Beh, se non pioverà, noi vedrete che fra 2 anni saremo di nuovo in emergenza. Questo perché? Intanto l'acqua non viene fatta pagare per il giusto. E se non viene fatta pagare per il giusto, non c'è nessun incentivo all'utilizzo razionale e al risparmio idrico. Secondo, le perdite nelle condotte sono mostruose, indicibili. Il 55% del cifra ufficiale della regione è assolutamente inconcepibile. Terzo, i reflui. Oggi è presente Zirato, il presidente del Consorzio. Beh, lui è riuscito, grazie a un'azione personale molto forte, a recuperare 6 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua per irrigare la Nurra. Ma questa dovrebbe essere una cosa normale.
in tutti questi anni le aziende agricole, nonostante siano un po' diminuite per i fattori che conosciamo, i problemi della campagna, sono delle aziende che sono un po' riconvertite. Oggi si riprende a seminare, si riprende ad arare, si riprende a coltivare, pertanto l'acqua è più che mai importante. Un altro impatto chiaramente è per quanto riguarda le strutture che sono all'interno delle aziende. Oggi non esistono aziende che si rispettino se non hanno le mungitrici, queste cose, per cui l'acqua per uso zootecnico anche in questo caso può essere diciamo utilizzata, e quindi è sicuramente importantissima. Non di meno abbiamo anche delle colture diciamo che a Villassalto sono sempre esistite, come gli uliveti, come gli agrumeti e come i vigneti, che con i tempi che stiamo conoscendo di siccità, e quest'anno è proprio un'annata critica da questo punto di vista, non si può fare a meno anche di questo. Se non c'è l'acqua non si può fare niente. L'acqua, secondo lei, c'è come dire, la rinascita, diciamo, di questo progetto ormai decennale, permetterà il riavvicinamento dei ragazzi, dei giovani al territorio, e permetterà anche una diversificazione, considerando anche le temperature, insomma, dell'eventuale prodotto? Certo. Assolutamente sì, ci sarà sicuramente, c'è molto interesse da parte dei giovani appunto per quanto riguarda questo diciamo inizio di irrigazione della nostra piana, e i giovani sono sicuramente interessati, andranno a cercare anche delle culture alternative, magari anche che non sono proprie della nostra zona, ma ormai dobbiamo fare i conti col clima che stiamo vivendo, pertanto ci saranno sicuramente delle diversificazioni, e ben vengano queste nuove diciamo idee. Si faceva prima una considerazione, no? Ed era questa, cioè questo è un progetto veramente, diciamo, che almeno 3 decenni e qualcosa in più dal momento in cui è partito. 35-40 anni fa, se fosse partito, come sarebbe il territorio ora? Beh, sicuramente sarebbe cambiato molte cose, perché ci sarebbero state le foraggere, ci sarebbero state appunto le varie culture in aiuto alle aziende agricole. Pensiamo che qua tutti i foraggi che vengono acquistati provengono dalla Tregenta, per cui dal Tregenta Campidano, per cui ci sono dei costi non indifferenti per gli allevatori. Stessa cosa dicasi per le culture, molti vigneti che sono stati abbandonati e molti altri tipi, anche agrumeti e anche uliveti, oggi non sarebbero stati persi, ma sarebbero ancora in piedi e forse anche aumentati. Che Coldiretti ha spinto tantissimo per essere fatta, perché gli agricoltori, i soci della Coldiretti e gli allevatori avevano veramente bisogno di quest'opera, perché Villassalto sì che è stata sempre presente l'acqua, ma negli ultimi anni con queste siccità grosse l'acqua è venuta a mancare, e questo ci ha dato una grossa mano. Quindi io quando ho iniziato nel 2016, come me tanti giovani si sono messi sono andati all'agricoltura e alla pastorizia, perché trovavamo come un punto di inizio, un punto per restare nel nostro paese. Ma oggi, con la difficoltà delle siccità, con anche un po' i problemi burocratici, i premi comunitari che arrivano a stento e sono stati anche ridotti, la PAC è stata ridotta, e ci troviamo a dire due sono le cose: o molliamo oppure stringiamo i denti e andiamo avanti. Con quest'opera qua ci ha aiutato e invoglia anche altri giovani a mettersi sul campo, perché abbiamo delle terre irrigue, fertili, molto buone per continuare a fare l'agricoltura e anche allevamento. Ha fatto gli onori di casa Efitio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Intanto è un punto di partenza, quello di mettere in esercizio un'opera già realizzata, ma già nelle progettazioni iniziali si parlava di più lotti. Infatti stiamo parlando, sia in caso di Ballau che di Villassalto, di un primo lotto rispetto a un potenziale e una suscettibilità all'irrigazione molto più ampia nei territori. Io considero che sia un punto di partenza, ma perché l'obiettivo quale deve essere? Quello di dare risposte
rispetto al tema anche del contrasto allo spopolamento, il tema della dare la possibilità ai territori di avere infrastrutture e servizi che garantiscono di continuare a permanere nelle zone agricole, perché noi pensiamo che fare agricoltura, irrigare un ettaro di terreno, oltre a produrre cibo, di cui oggi ne abbiamo bisogno, è anche quello di preservare e tutelare l'ambiente col presidio delle persone e quindi col dramma degli incendi che stiamo vivendo, con tutta la tutela della biodiversità, la manutenzione del territorio, e quello anche di mantenere vive le nostre comunità, quindi con la coesione sociale, perché se ci sono nel territorio aziende e l'agricoltura ha sicuramente questo è un'attività non delocalizzabile, quindi presente nei territori rurali, se c'è la popolazione che guadagna e quindi ha reddito, si può anche occupare dell'ambiente, quindi ci vuole la cosiddetta sostenibilità economica, sociale e ambientale, che devono andare di pari passo. E questo può avvenire solo quando c'è la redditività per chi opera nel territorio, perché mantiene la fiducia, mantiene tutta una serie di azioni che possono essere utili e che quindi restituisce alla comunità, ecco, in termini anche di presidio del territorio e di contrasto allo spopolamento. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Tua a 16.900 euro con 4.000 euro di incentivi Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Buonasera Valerio, e come ogni anno torniamo all'Hotel Regina Margherita per parlare della stagione estiva, lo facciamo con il direttore. Quest'anno temperature altissime, a Cagliari turisti, ma a sprazzi. Beh, no, dai, la stagione si è avviata bene già da maggio, stiamo camminando come tutti gli anni, tutte le stagioni in maniera progressiva. Come ripeto sempre, il problema poi sarà quando arriveremo nei mesi di spalla, novembre e dicembre. Tu sai benissimo che noi siamo aperti tutto l'anno e quindi la nostra stagionalità poi è spalmata su 12 mesi. Sul quartiere, che ricordiamolo, voi siete alle spalle del quartiere Marina, il consorzio sta organizzando anche degli eventi come ogni anno. Questi eventi portano sia i residenti cagliaritani ma anche i turisti a poter usufruire meglio non solo del quartiere ma della città. Beh, noi facciamo tutta quella che è la comunicazione che ci viene trasmessa per permettere ai nostri clienti di partecipare agli eventi o quello che il quartiere offre. Tieni conto che i nostri soggiorni sono molto brevi, stiamo parlando di soggiorni sulla città di 1,5-1,7 giorni, quindi la gente che arriva sono quasi tutti stranieri, hanno mordi e fuggi molto, molto rapido sulla città. Voi come struttura avete attivato anche una serie di novità, state continuando. Qual è il vostro turista tipico, diciamo così? Dobbiamo fare un passo indietro. Allora, il nostro albergo è un business corporate, quindi per 3/4 dell'anno lavora con aziende e con imprenditori piuttosto che professionisti. Poi nei mesi di luglio e agosto naturalmente ci trasformiamo e diventiamo sicuramente più leisure e la clientela è internazionale. Ecco, sono cambiati, diciamo così, gli usi, le richieste. Ovviamente la Sardegna per l'85% del turista è ovviamente mare, voi siete una struttura che è in città e siete a pochi minuti dal Poetto, a pochi minuti da tutte quelle che sono poi le altre strutture come l'accoglienza, gli eventi e quello che può essere anche l'artigianato. Sì, ma sai, il turista adesso cerca sempre di più questa situazione ibrida, ovvero poter decidere di muoversi tranquillamente a piedi sulla città durante la sera, passeggiare, vedere ristoranti, muoversi tranquillamente e durante il giorno magari, visto che siamo a una distanza molto ravvicinata alle spiagge cittadine, al Poetto, di poter usufruire dei servizi a mare e poi ritornare tranquillamente senza dover stare chiusi in villaggi o strutture che sono a vocazione completa leisure di mare. Sono i trasporti, quindi la famosa continuità territoriale che insomma dovrebbe accompagnare non solo la stagione estiva ma anche la stagione spalle. Beh, i trasporti, questo è un problema atavico, sono da sempre uno dei nostri talloni d'Achille. Appena finisce la cosiddetta, quella che noi tecnicamente chiamiamo la summer season dei voli, avvertiamo immediatamente la battuta d'arresto o vediamo che la città si spopola, cioè che comincia a cambiare completamente il traffico. Questo purtroppo è legato alla stagionalità. Bisogna prendere atto che i vettori non sono delle onlus, che sono dei privati che fanno business e che giustamente muovono il traffico a seconda della pressione della domanda. Direttore, un'altra domanda che il cronista si sente di fare è quella che anche altri suoi colleghi, ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, è il personale. Fondamentale per le strutture ricettive in Sardegna, soprattutto il personale sardo che per quanto vi riguarda voi seguite anche una specializzazione, una creazione del professionista a 360 gradi sull'accoglienza. Ritornando alla domanda precedente, quella della stagionalità, noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi da un certo punto di vista abbiamo, economicamente parlando, una marginalità inferiore perché probabilmente durante i mesi di spalla andiamo a lavorare con lo stesso organico, leggermente, andiamo a gestirci anche ferie un pochettino mirate sui periodi,
ma ce li abbiamo tutto l'anno. Invece, quando si parla di strutture stagionali, il problema del personale si fa sentire di più, perché ogni anno bisogna ricominciare da capo. Noi abbiamo la fortuna di avere ragazzi, il nostro staff fidelizzato, che lavora bene e che ci segue da parecchi anni. In conclusione le chiedo cosa si aspetta da questo 2026 come professionista e anche come uomo sul territorio che rappresenta la Sardegna. Mi aspetto sempre che ci sia un miglioramento, che ci siano degli incrementi, ma soprattutto quello su cui noi puntiamo è di migliorare la qualità del servizio che eroghiamo, cioè di migliorarci ogni giorno e di diventare noi stessi anche attrattori del turismo della nostra isola. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto con la presentazione di una nuova realtà che riguarderà il mondo del credito e il mondo dell'impresa, ma
ne parleremo nel finale. Quello che mi interessa sottolineare è che nel fine settimana è stato presentato il consueto report dell'ufficio studi della CNA, un report che ci dà delle curiosità. Sono aumentati, anzi è il record dei posti di lavoro, 48.000, sono aumentate le imprese, ma la produttività è diminuita in maniera straordinaria, 7,6 miliardi in meno. Il dato oggi nel nostro rapporto commentiamo e approfondiamo l'andamento del settore delle costruzioni in tutti i suoi segmenti tipologici. Parliamo del 2025 e ovviamente con le stime e le previsioni dell'anno in corso e anche del 2027, e quindi abbiamo un volume d'affari di 7,6 miliardi, si è contratto di circa il 2%, gli investimenti meno 2,8%, e l'anno scorso, il 2025, è l'anno che in maniera definitiva segna, come dire, la conclusione di quel ciclo espansivo che abbiamo vissuto negli ultimi 3 o 4 anni in Sardegna, alimentato da una mole di investimenti straordinari. Pensiamo solo al super bonus e al PNRR che ormai pian piano, come dire, va a morire. Ecco, l'effetto di questi dati è un effetto combinato sulla somma e sull'andamento di come si sono mossi i veri comparti del settore. C'è stata una caduta, una contrazione significativa del mercato abitativo e del residenziale, che è il primo mercato. È andato davvero molto bene il mercato immobiliare, che da un punto di vista del volume d'affari, 3,4 miliardi, torna ai picchi dei primi anni 2000. Abbiamo un volume delle transazioni oltre 18.000, più 6% rispetto all'anno scorso. Teniamo conto che c'era comunque una dinamica positiva, le compravendite sono andate bene nei comuni capoluogo ma anche nei comuni minori, e abbiamo soprattutto il settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture, che è il vero motore del mercato e che ha consentito e sta consentendo una vera tenuta del settore. Ecco, detto questo, osserviamo anche una ulteriore crescita dell'occupazione con un andamento che tende ad affievolirsi, e raggiungiamo il picco degli occupati, 48.000, siamo al più 47% rispetto al 2019. Ovviamente il settore, questa è la morale che dobbiamo trarre poi dall'andamento del mercato, ci dice che nonostante questa straordinaria fase espansiva, gli elementi di criticità del nostro settore, soprattutto dal lato dell'offerta, rimangono tutti, cioè rimane un sistema, come dire, imprenditoriale, un tessuto produttivo debole. Basta vedere e analizziamo nel nostro rapporto il contributo che da un punto di vista delle gare pubbliche ha offerto il PNRR, quasi il 50%, 46% di tutte le gare che sono state bandite nell'ultimo quadriennio afferivano al PNRR. 5,1 miliardi, ma solo 176 milioni sono stati ad appannaggio delle imprese sarde. Questo pone non da oggi, ma oggi misura ancora più marcata la necessità per tutti i protagonisti e soprattutto per il decisore pubblico di capire da un punto di vista della prospettiva di medio-lungo periodo quali sono gli strumenti e le strategie da mettere in campo per fare in modo che il sistema delle nostre imprese possa concorrere e trattenere una quota di ricchezza più alta che inevitabilmente prende la via ovviamente del continente e non rimane in Sardegna. Questo anche per le ragioni che lei ricordava, perché è un settore che al pari degli altri settori economici perde competitività e produttività e quindi capacità per poter competere con gli altri attori del mercato.
Ma quello che più preoccupa nel vostro report è quello che accadrà nel prossimo futuro, perché voi parlate di un 2026 con una flessione dello 0,4 e poi si arriva a 2,1 addirittura nel 2027. Sì, siamo in una fase di stabilizzazione del mercato con una tendenza progressiva a muoverci su contrazioni più significative. Ovviamente le previsioni, quando vengono spostate in avanti, tendono ad essere meno affidabili. Lo diciamo nella parte conclusiva e nell'analisi che facciamo sul rapporto. Ovviamente da un punto di vista della prospettiva sarà decisivo il contesto economico e quindi bisognerà capire quali saranno gli scenari, come si muoverà la congiuntura internazionale, il costo del denaro, l'andamento delle materie prime, i costi che incidono sul settore dell'energia, del gasolio e quindi i problemi di natura, chiamiamola così, geopolitica. E poi c'è un'altra parte che attiene anche e soprattutto alle politiche pubbliche, perché questo è un settore che vive soprattutto di investimenti e di politiche pubbliche e quindi lo scenario di riferimento, per esempio, ha questi elementi di incertezza che sono dettati da alcune delle domande che noi ovviamente ci poniamo nel rapporto. Intanto a livello nazionale sono previste risorse importanti con dei piani infrastrutturali che copriranno tutto il prossimo decennio. Sappiamo che c'è una direttiva Green che impone agli Stati nazionali di definire un quadro di riferimento e un sistema di incentivi per raggiungere quegli obiettivi. Abbiamo un piano casa nazionale che per i prossimi 10 anni impegna risorse significative, oltre 100.000 immobili, ma con tutti gli elementi di incertezza che possono ovviamente riguardare questi ambiti. Piano casa nazionale, per poter vivere devono essere completati 32 provvedimenti legislativi, sono piani di medio e lungo periodo che dovranno essere finanziati dalle prossime finanziarie in corso tutti gli anni e quindi si pone anche il tema delle risorse. Insomma, lo Stato sarà in grado, come dire, di mantenere questa propensione di investimento in questi ambiti, considerando appunto gli scenari di riferimento. Non dimentichiamo che dobbiamo impegnare nei prossimi anni una quota significativa del nostro PIL per ragioni di difesa rispetto agli obiettivi già presi e già ci accorgiamo che nelle finanziarie che stiamo vivendo una quota dei fondi strutturali viene sempre più, come dire, asciugata e ridotta. Allora l'insieme di queste questioni avranno un impatto nel produrre effetti in termini positivi o eventualmente per produrli con un segno, diciamo, negativo. Quindi domina ovviamente l'incertezza. E poi abbiamo appunto gli scenari regionali sugli strumenti e sulle cose da fare. Vorremmo che il decisore pubblico si applicasse in una riflessione più approfondita, perché abbiamo bisogno di far crescere il sistema di imprese, cioè di renderlo protagonista e di fare in modo che in Sardegna rimanga una quota di reddito più elevata di quella che siamo in grado di trattenere oggi. E per fare tutto questo occorre il sostegno economico anche delle banche. In chiusura di trasmissione la novità che è nata venerdì scorso ad Arborea con la costituzione di un nuovo soggetto, una grande novità che nasce dal matrimonio tra Banca Cooperativa di Arborea, Unifidi Sassari e Confidi Sardegna, il consorzio di garanzia fidi di Confindustria. Una novità che va a inserirsi in quello che è stato il vostro rapporto che ha preceduto quello sul mondo delle costruzioni. Il credito. Sì, il credito è la propellente, la benzina che muove ovviamente l'economia e quindi noi non possiamo che salutare davvero positivamente la nascita di un nuovo soggetto che ci auguriamo protagonista nel mercato del credito, un soggetto locale che avrà ovviamente un'attenzione giusta alle dinamiche e alle aspettative del sistema produttivo locale, assecondandone i bisogni. Sappiamo e abbiamo commentato più volte
anche nel rapporto a cui lei faceva riferimento, che c'è una forbice significativa, oggi ancora meno giustificata, perché il livello di sofferenze del sistema creditizio isolano è allineato alla media nazionale, mentre invece rimane una forbice che non è spiegabile, che impone tassi sia per il finanziamento, la liquidità breve, che per gli investimenti. E quindi la nascita di un soggetto, come dire, locale, che sarà, come dire, erogatore di tutte le dinamiche, come dire, creditizie, è un elemento che guardiamo positivamente con favore, e a livello territoriale devono, come dire, crearsi le giuste sinergie affinché questa iniziativa abbia successo, vada avanti e produca gli effetti che tutti speriamo. In collaborazione con Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.